Interventi di riqualificazione per il quartiere di San Pier di Canne a Chiavari, ripristino delle zone frazionali, più sicurezza in via San Rufino e una nuova area verde in piazza Salvo d'Acquisto. Nel nuovo stabilimento Fincantieri a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, al taglio della prima lamiera destinata alla ricostruzione del viadotto sul Polcevera. In vigore i provvedimenti della legge Lorenzin sui vaccini, casi di bimbi esclusi dalle scuole materne anche nel Tigullio, dove però la copertura vaccinale supera comunque il 95%. Trattative in corso in Fontana Buona tra i comuni e SNAM sul tracciato del metanodotto che dovrà collegare Casarza Ligure con Sori. Il comune di Ne presenta il piano delle opere pubbliche per 1 milione di euro di lavori, le gare d'appalto già nel 2019. Il Consiglio di Chiavari ha approvato il piano annuale e triennale delle opere pubbliche, risolta la querelle legata all'esproprio di una quota di Via dei Velieri. Partite le linee dei battelli del servizio marittimo del Tigullio, la flotta converge su Santa Margherita Ligure. Nessuno si salva da solo. A Santa Margherita Ligure toccante testimonianza di Gianluca Ardini, sopravvissuto al crollo del ponte Morandi. Un sostegno gratuito alla rete familiare, il progetto Family Hub lanciato nel Tigullio prevede aiuti concreti a famiglie con minori e ISEE inferiori ai 15.000 euro. L'amicizia e la solidarietà dei piccoli alunni dell'asilo Colombo di Lavagna per i bambini della scuola dell'infanzia Bacigalupo di San Pier d'Arena toccati dal crollo del ponte Morandi. Lavagna si prepara a potenziare il proprio sistema di videosorveglianza, in arrivo un finanziamento di oltre 200.000 euro. Approvate le variazioni di bilancio a Rapallo, 708.000 euro di interventi per i danni della mareggiata, ha surrogato il consigliere Capurro con Maria Dina De Mattei fra le fila del PD. Encomio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al Consorzio Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco, premiato l'impegno per la promozione dell'entroterra. Chiudono elementari e medie all'Istituto Giannelli di Chiavari, si cercano soluzioni per la materna e un rilancio del liceo sportivo, la cooperativa è impegnata nell'accompagnamento delle famiglie. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, la politica amministrativa, con la presentazione dei progetti di riqualificazione del quartiere di San Pier di Canne a Chiavari. Poi andiamo fuori regione in Veneto perché è stato tagliato il primo pezzo della lamiera che andrà a comporre il nuovo ponte di Genova, il viadotto sul Polcevera. È successo nello stabilimento Fincantieri a Valeggio sul Mincio. Vediamo i servizi. La sistemazione delle strade frazionali con la regimazione delle acque e il consolidamento del fondo in corrispondenza di alcuni cedimenti, nuovi strumenti per il controllo della velocità e attraversamenti più visibili, un nuovo polmone verde a cui si aggiungono ulteriori posti auto. Passa attraverso questi punti la riqualificazione del quartiere di San Pier di Canne a Chiavari. Decisi dall'amministrazione, gli interventi prevedono diversi capitoli di spesa. 300.000 euro saranno utilizzati per il ripristino delle cunette dei punti critici di traversa di via San Rufino, 450.000 euro per la strada che collega le frazioni di Magena, Sanguineto e Campodonico. Altre risorse verranno destinate alla sicurezza di chi utilizza invece via San Rufino, asse viario principale del quartiere. Qui è prevista l'installazione di un impianto semaforico all'altezza della Ailex che scatterà quando la velocità rilevata sarà superiore ai 50 km/h. Previsti inoltre attraversamenti pedonali illuminati a norma di legge e verranno inserite colonnine di segnalazione con possibilità di controllo della velocità. Il posizionamento di elementi dissuasori dell'eccesso di velocità che spesso interessa questa zona, quindi quali semafori, dissuasori, e si sta anche valutando la possibilità di inserimento di colonnine all'interno delle quali può essere posizionato l'autovelox. È destinata invece a cambiare aspetto piazza Salvo d'Acquisto. Lo spazio, attualmente frazionato in diverse parti e poco fruibile, sarà unito in un'unica area verde con un percorso vita, panchine, giochi per bambini, 2 campi da bocce e un campo polivalente. L'attuale area giochi di Via Ritrovato sarà trasformata in un parcheggio che aumenterà la disponibilità dei posti auto dagli attuali 95 a 125. La volontà di questa amministrazione è proprio quella di andare a creare
un'unica area verde che possa essere a disposizione degli abitanti e all'interno della quale, oltre alla parte diciamo di essenze arboree che verranno assolutamente mantenute, si andrà anche in accordo proprio col quartiere a posizionare una serie di piccoli servizi, giochi o quant'altro. Alte cariche governative oggi a Valeggio sul Mincio con il presidente Conte ed il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli per il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera, quello che sarà il prossimo Ponte Morandi. Un'opera attesa per far ripartire una città e la sua viabilità, sul quale l'Italia intera sta guardando, ha detto Conte, come segno di ripartenza di un territorio nazionale che denuncia la vulnerabilità di infrastrutture datate e che deve costruire, fare manutenzione e investire a livello nazionale, e riparte così anche uno stabilimento storico di Valeggio che torna attivo dopo 3 anni di stop, con un passato importante alle spalle. La ex Cordioli EC è stata per tante generazioni la fabbrica valeggiana, quindi era un grande dolore vederla chiusa, era un grande dolore pensare alle tante famiglie degli operai che avevano perso il lavoro, quindi sapere e vedere che Fincantieri investe qua sul nostro territorio, fa ripartire questo grande motore di lavoro e quindi di dignità è un grande orgoglio per noi. Erano 3 anni che era fermo, c'erano delle avvisaglie negli ultimi anni, poi per 3 anni è stato completamente fermo con anche danni alla struttura, quindi furti negli impianti e quant'altro. Quindi un grande lavoro in questi mesi per farla ripartire, per rimetterla in funzione, ed oggi è stata tirata a lustro e inizia la produzione. Fincantieri Infrastructure è nata 2 anni fa per portare la sua competenza nel settore delle infrastrutture, specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture in acciaio per progetti complessi. Mette così nel veronese una base strategica con ricadute positive sulla qualità e sull'occupazione del territorio. Che la Fincantieri abbia avuto il buon senso, colpo di genio di impiantarsi qui, su questo territorio, fa piacere ed è una garanzia di futuro anche per l'occupazione di queste zone, e comunque è bello anche che sia un ponte ideale tra Verona e Genova. Contribuiremo con il nostro lavoro alla ricostruzione del simbolo di Genova, che è diventato il ponte di Genova, con il primo taglio oggi di una lamiera dell'inizio dei lavori, rende veramente questa giornata per noi storica. Parliamo adesso di vaccini. È entrato in vigore la legge Lorenzin con gli obblighi che questa normativa prevede. Ci sono stati alcuni casi di bimbi esclusi dalle scuole materne, dagli asili, perché non in regola con la vaccinazione. Il 95% comunque è la copertura percentuale della popolazione dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Faremo il punto su questo e parleremo anche delle trattative in corso in Fontanabuona per il tracciato che dovrà percorrere il nuovo metanodotto che collegherà Caserta Ligure con Sori. Vediamo. 0-6 anni non dovrebbero essere accettati nelle scuole, quindi asili nidi e scuole materne, pubbliche e private. Per le scuole elementari, le medie e le superiori, la Regione Liguria ci dirà con quale sistema combinare la contravvenzione. Per alcuni oggi è stata la giornata della verità, slittata di un giorno per la concomitanza con la domenica. La scadenza per le famiglie nel presentare la documentazione sulla regolarità dei propri figli in merito allo status vaccinale è entrata in vigore secondo i dettami della legge Lorenzin. Nessuna proroga dunque per una data già slittata di un anno. Chi ad oggi non risulta adempiente o resta fuori dall'asilo nido e dalle scuole materne, se parliamo di bambini fino ai 6 anni di età, o viene accettato a scuola, ma nei suoi confronti partirà un provvedimento amministrativo, sulla cui applicazione operativa però le scuole non sono ancora in grado di dare indicazioni chiare. Per quanto riguarda il territorio del Tiguglio, i dati ufficiali della ASL 4 parlano di quasi 300 casi di inadempienti nella fascia di età prescolare, su un totale di quasi 5.000 nati negli ultimi anni tra il 2017 e il 2013, e poco più di 900 per quella scolare, oltre 11.000 nati dal 2012 al 2001. Un dato che comunque supera la soglia del 95% di copertura vaccinale indicata come sicura dalle autorità sanitarie sia per l'esavalente che per il morbillo, e che a 2 anni dall'introduzione dei nuovi obblighi vaccinali ha segnato un recupero della copertura soprattutto nei soggetti in età scolare. Molti si erano dimenticati dei richiami, quindi praticamente noi siamo passati da circa 1.800 soggetti inadempienti a 900, quindi
un buon recupero proprio in quelle famiglie che si erano dimenticati o che non avevano portato la documentazione perché magari vaccinati in altre regioni italiane o addirittura all'estero. Una disponibilità all'accompagnamento nella scelta di vaccinarsi che ha ribadito l'assessore regionale alla sanità continua anche attraverso una corsia preferenziale. Noi siamo sempre disponibili per le famiglie per dare tutte le informazioni che ritengono di ricevere, avere documentazione eccetera sulle vaccinazioni. Chi non è ancora in regola lo può fare tranquillamente prendendo un appuntamento presso i nostri centri vaccinali. Andrebbero comunque a passare in terreni, andrebbero a rovinare dei terreni agricoli, quindi se non si passa da una parte e si passa dall'altra c'è comunque un po' di subbuglio. Una mediazione in corso e aperture da parte di Snam Rete Gas ci sono state, ma non si placa il malumore della Fontana Buona sul progetto del metanodotto che dovrebbe collegare Casarza Ligure con Sori attraversando di fatto tutta la valle. La partenza dei lavori è prevista per il 2022, ma in questi mesi il progetto sta prendendo forma e la servitù a cui dovrebbe essere assoggettato il territorio attraversato non è minima. È impattante soprattutto per il nostro territorio. È un collegamento ad alta pressione della tubazione del gas metano dal comune di Sori, dalla tubazione che arriva a Sori con Casarza Ligure e attraversa proprio longitudinalmente tutta la nostra vallata, creando non pochi problemi per chi si ritrova col proprio terreno, con le proprie proprietà attraversate da questo tubo di importanza rilevante e che crea poi sul territorio una servitù non da poco. A questo proposito, per coordinare l'attività di mediazione portata avanti dai vari comuni, si è costituito un tavolo di lavoro dei sindaci della Fontana Buona. Qui vengono raccolte le istanze presentate dai cittadini e dai proprietari dei terreni attraversati dal gasdotto. I primi risultati sono già stati ottenuti. Stiamo trattando, qualche comune è già arrivato a buon punto, se possiamo parlare di Coreglia Ligure possiamo dire che stiamo aspettando ancora per la piana di Coreglia ancora una soluzione che quella proposta non ci soddisfa ancora a pieno, quindi penso che o settimana prossima o l'altra ancora avrò un nuovo incontro con Snam in cui spero che veramente ci venga proposta una soluzione accettabile. La ditta che sta redigendo il progetto è sta portando avanti anche certe problematiche del territorio, sta a ascoltare sia le comunità sia i sindaci per fare delle varianti, di dare meno impatto all'ambiente e al territorio. Ampio spazio alla politica amministrativa nella giornata di mercoledì con il Comune di Ne che ha presentato il proprio piano di opere pubbliche, previsti investimenti per 1 milione di euro di lavori e poi il Consiglio Comunale di Chiavari ha approvato il piano annuale e triennale delle opere pubbliche e sono partite le linee dei battelli del servizio marittimo del Tigullio, la flotta convergerà su Santa Margherita Ligure. Avremo poi anche una testimonianza toccante di un sopravvissuto al crollo del ponte Morandi, Gianluca Ardini, che a Santa Margherita Ligure ha raccontato la sua vicenda insieme ai vigili del fuoco che sono intervenuti in suo soccorso. Vediamo tutti i servizi. Si aggira intorno ad 1 milione di euro l'ammontare degli interventi che il Comune di Ne farà partire dopo l'approvazione del bilancio a fine mese, opere coperte grazie al reperimento di importanti finanziamenti. Sarà sicuramente l'acquedotto di Pontori, atteso il secondo lotto da parte della cittadinanza, sarà la realizzazione dell'ultimazione del collettore fognario per quanto riguarda le località di Montedonico e Costa Coguzzi, verranno realizzate varie tombinature nelle strade delle località rivaie e verranno poi realizzati la stesura dell'asfalto in varie strade comunali e il ripristino di muretti che purtroppo sono caduti negli anni. C'è poi uno sguardo al futuro, un piano di servizi pronto a partire grazie alla firma del protocollo sulle aree interne da parte di Ministero e GAL con la possibilità di cospicui finanziamenti. Uno tra tutti sarà sicuramente l'informatizzazione dell'impianto scolastico con la formazione degli insegnanti e l'insegnamento dell'inglese come madrelingua. Parliamo di quello che è il potenziamento del poliambulatorio a Conscenti, la messa a disposizione da parte dell'ASL di un infermiere che può andare direttamente a casa a fare le visite, parliamo della consegna del farmaco direttamente agli anziani a casa e poi parliamo, per quanto riguarda invece il mondo del trasporto, faremo lì nelle località sprovviste del trasporto pubblico locale il cosiddetto servizio a chiamata.
La Giunta Pesce, infine, ha ottenuto i fondi per realizzare una nuova scuola a Conscenti, vincendo il concorso regionale sul miglior progetto. L'edificio sorgerà a Conscenti e sarà di ultima generazione, con nuove tecnologie di efficientamento e di risparmio energetico. Parliamo praticamente di un finanziamento di 2.400.000 euro assegnato al Comune di Ne, nel quale il Comune di Ne attualmente, visto l'importo, sta facendo la gara d'appalto per quello che riguarda la progettazione esecutiva, che poi permetterà di realizzare l'appalto vero e proprio. Prima pietra quando? Presumo all'intorno del 2020. Chiavari vara il piano annuale e triennale dei lavori pubblici. Tra le opere previste il dragaggio del porto, la manutenzione dell'ex tribunale, il restauro dell'ex chiesa di San Francesco, il terzo lotto dell'intervento a Palazzo Rocca. C'è da aspettare invece per le piste ciclabili. Il Comune è ancora al lavoro per trovare la soluzione migliore. Perplessità sono state sollevate dalla minoranza. Ci sono alcune opere che ovviamente avevamo anche impostato noi, come Palazzo Rocca, come alcuni interventi sulle frazioni che riteniamo importanti, altri di cui non c'è molta chiarezza. Per esempio, quando si investono in 2 anni 400.000 euro nell'ex Palazzo di Giustizia di Piazza Mazzini senza sapere la destinazione che ne avrà, quindi possono essere anche soldi mal spesi, quindi occorre fare molta attenzione. Va in archivio poi la querela legata all'esproprio di Via dei Velieri. Il Comune ha scelto di non attendere la decisione del Consiglio di Stato e di pagare le 3 persone che rivendicavano le quote dei terreni, una porzione di tutta l'area, chiudendo così un contenzioso che costava al Comune quasi 20.000 euro l'anno. Il Consiglio ha poi approvato l'aggiornamento di 2 regolamenti ormai datati, quello relativo agli interventi alle prestazioni in materia di servizi sociali e sociosanitari e quello per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Via Libera invece è un regolamento che prima non esisteva, quello sulla tutela degli animali d'affezione, sebbene non abbia trovato d'accordo tutte le associazioni animaliste, aspetto contestato dall'opposizione. Tra le mozioni infine si è parlato dei confini del parco di Portofino. Se da una parte il gruppo Noi di Chiavari ritiene che la città possa farne parte, l'amministrazione chiude così ogni speranza. Non aderendo a Zoaglia e Rapallo è inutile qualsiasi discussione perché dal Ministero non vogliono parchi con zone non contigue, quindi questo chiude la partita, oltre al fatto che anche la stessa regione non vuole allargare i confini. Quindi penso che la questione del parco sia da risolvere in questa maniera. Chiavari, a prescindere dalle sue volontà, non può entrare nel Parco Nazionale di Portofino. Sono partite ufficialmente ad inizio settimana le linee dei battelli del Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio, con tutte le problematiche del caso, dato che l'intero traffico per ora è concentrato su Santa Margherita Ligure. La situazione del fondale di Rapallo, infatti, è ben lontana dall'essere risolta. Per ora c'è la possibilità temporanea di usare il molo Duca degli Abruzzi e intanto si lavora insieme al Provveditorato delle Opere Pubbliche per ripristinare il molo De Laurentiis, l'approdo pubblico cittadino. La nostra preoccupazione è proprio quella che attualmente è una soluzione temporanea. È ovvio che avere la possibilità di sfruttare il molo De Laurentiis consentirebbe di dare quella continuità che noi abbiamo cercato di mantenere nel corso degli anni e quindi di consentire alla clientela di avere un punto di riferimento che è fondamentalmente il molo De Laurentiis. Ma il problema principale comunque rimane quello del fondale, perché anche se ci sarà il molo fatto comunque rimane il problema di poterci arrivare. Il Consorzio realizzerà a breve uno studio approfondito del fondale di Rapallo, un piano dettagliato, predisposto per verificare con precisione assoluta tutte le possibilità di transito dei battelli. Se ne occuperà una ditta professionista non appena ci saranno condizioni meteo-marine ottimali, con la speranza di uscire da questa situazione di incertezza. Io vorrei avere chiarezza, nel senso che vorrei avere quella chiarezza che mi consenta di poter fare un quadro della situazione completo, per cui sono ottimista perché comunque da parte delle istituzioni c'è l'impegno di risolvere tutti questi problemi e quindi trovare delle soluzioni. Dall'altra, parlando un po' da professionista del mare, sono un po' meno ottimista. Partite le linee e recuperate le barche rovinate dalla mareggiata, alcune delle quali erano in riparazione, il Consorzio spera dunque di tornare su Rapallo in tempi brevi. Comunque abbiamo richieste quotidiane alle quali purtroppo non sappiamo dare risposte certe e per le quali comunque in questa settimana speriamo di poter avere una situazione più chiara. I miei genitori e la mia famiglia in generale hanno saputo che ero vivo dopo 4 ore. Gianluca Ardini è uno dei sopravvissuti al crollo del Ponte Morandi di Genova. Con semplicità ha risposto alle domande dei ragazzi delle scuole medie di Santa Margherita Ligure, radunati per il secondo appuntamento del progetto Nessuno si salva da solo, promosso dall'Istituto Comprensivo e dalle parrocchie sammargheritesi. Il tema dell'essere salvati, che ci tocca a tutti,
e del fatto che appunto non ci si può salvare senza l'altro, mai senza l'altro, è qualcosa che sembrava importante per tutti e quindi è diventato il tema di questo quarto anno del progetto. Nel caso di Gianluca, per 4 ore sospeso tra le macerie del ponte sul Polcevera, la solitudine si è spezzata con l'arrivo dei vigili del fuoco. Sergio Gazzo è il pontiere che materialmente lo ha soccorso. Arrivati sul posto siamo stati indirizzati subito nel luogo esatto dove era il furgone e non abbiamo pensato a tutto il resto, perché comunque ci vuole concentrazione e generare un po' le emozioni, perché se no non si riesce a fare bene il nostro lavoro e lì entra la nostra professionalità. I ragazzi coinvolti nel progetto hanno formulato diverse domande, soffermandosi in particolar modo sulle emozioni provate in quel momento. Io avevo il vero timore di cercare i superstiti e trovare una faccia conosciuta. Questo mi spaventava tantissimo. Il progetto educativo proseguirà con la partecipazione delle scuole medie della quarta e quinta elementare ad un concorso. Il concorso, appunto, come ogni anno, chiede ai ragazzi delle classi che hanno partecipato un elaborato che può essere scritto, grafico, video, insomma, con creatività possono provare a sintetizzare un po' il cammino fatto e soprattutto che cosa ha lasciato in loro. Sulla base degli anni scorsi i ragazzi spesso sono anche molto creativi e producono cose significative. C'è poi una commissione che giudica e i primi 3 delle medie e i primi 3 di quarta e quinta elementari partecipano al viaggio premio che quest'anno sarà a Milano. Arriva un sostegno gratuito alle famiglie in difficoltà, è il progetto Family Hub lanciato nel Tigullio a cura del Consorzio Tassano. E poi in tema di solidarietà di aiuto abbiamo raccontato quello che i bambini dell'asilo di Lavagna, il Colombo di Lavagna, hanno fatto per i colleghi, gli amici dell'Istituto Infanzia Bacigalupo di San Pierdarena che sono stati toccati in maniera diretta dal crollo del ponte Morandi. Sono stati raccolti 500 euro. Vediamo. L'obiettivo è non isolare la famiglia, ma renderla parte integrante di un tessuto sociale fatto di relazioni, attività, incontri. A questo scopo il progetto Family Hub si rivolge ai nuclei con anche un solo figlio minorenne a carico e con ISEE inferiore ai 15.000 euro. Il progetto ha un'offerta molto ampia, si spazia da contributi economici come ad esempio il rimborso spese per attività sportive del proprio figlio, mette a disposizione anche consulenze gratuite sia individuali che di gruppo con professionisti come psicologi, pedagogisti e avvocati. Inoltre è possibile sempre gratuitamente attivare una figura educativa a casa per permettere al genitore di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro. L'iniziativa è promossa dal Centro Famiglia Tigullio, coinvolge la conferenza dei sindaci dell'ASL 4 Chiavarese e diversi soggetti del terzo settore, Consorzio Tassano Servizi Territoriali, Comune di Chiavari, Consorzio Agorà, Cooperativa Lanza del Vasto, Villaggio del Ragazzo. L'offerta non si concretizza solo con un aiuto materiale, ma anche attraverso incontri informativi e formativi. Viene offerta anche la possibilità di usufruire di laboratori artistici e culturali in spazi dedicati come ad esempio il Centro Famiglia Tigullio e incontri dedicati genitore, mamma, bambino. Inoltre vengono proposti dei momenti di formativi e informativi per le famiglie su tematiche appunto legate alla genitorialità. Per accedere al progetto ci si può rivolgere ad un referente per ciascuno dei distretti sociali, fissare un appuntamento per un colloquio di conoscenza ed attingere informazioni utili per avere la possibilità di accedere alle misure o inviare una mail all'indirizzo centrofamigliatigullio@gmail.com. Vi invitiamo veramente tutti a non esitare a chiamare, a prendere un appuntamento per attivare il progetto perché è veramente più facile di quanto possa sembrare e insieme troveremo appunto la rete familiare adatta ad ognuno di voi. Un ponte fatto di tante mani colorate, sopra i bambini che si tengono per mano e la scritta Genova nel cuore. Così i bambini della scuola dell'infanzia Colombo di Lavagna hanno provato a disegnare il crollo del ponte Morandi e dalla tragedia che ha colpito il capoluogo ligure far nascere un sentimento di speranza e di condivisione. Ma il loro lavoro non si è fermato qui. A Natale, insieme alle insegnanti e con l'aiuto dei genitori, hanno preparato tanti biscotti dolci che venduti hanno permesso di raccogliere 500 euro. Ecco allora che l'impegno
segno di solidarietà si è fatto concreto, speranza e dono per tanti piccoli amici che da quel 14 di agosto hanno visto la loro vita cambiare radicalmente. Come per i bimbi della scuola dell'infanzia Bacigalupo di San Pierdarena a Genova, la consegna a loro del ricavato dell'iniziativa è diventata una festa che è andata in scena nel cortile della scuola materna di Lavagna con tanto di banda, canti e scambio di regali. Il gesto che le colleghe hanno fatto, i genitori, è un gesto veramente di grande amore per il prossimo, amore per chi ha vissuto questo momento veramente drammatico. Adesso con questa cifra simbolica ma importante che cosa farete? Questa cifra, anche se fosse la metà della metà, è sempre un regalo inaspettato. Con questa cifra compreremo casette di plastica per far giocare i bambini. Un lavoro che ha coinvolto l'istituto scolastico, che ci ha fornito la materia prima per fare i biscotti, farina, zucchero, uova, tutto quello che ci serviva. La manodopera dei bambini e del personale, la cuoca che ha messo a disposizione il suo forno, il forno speciale, che era pronto a cuocere tanti biscotti. E poi i genitori che hanno acquistato i nostri pacchetti di biscotti e in ultimo anche il dirigente scolastico che, come molti sapranno, ha origini genovesi e che ci ha suggerito il nome della scuola dell'infanzia Bacigalupo, ed ecco che siamo arrivati ad oggi questo io credo bellissimo incontro di condivisione. Grazie! Andiamo adesso a Lavagna perché il Comune si prepara ad mettere in campo e realizzare un nuovo impianto di videosorveglianza grazie a dei finanziamenti che arrivano direttamente dal Ministero. In tutto saranno 140 le nuove telecamere che saranno installate. Facciamo il punto. 140 telecamere verranno installate a Lavagna. Si tratta di impianti di ultima generazione, ad alta definizione e con zoom digitale. Il progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, prevede il posizionamento di una ventina di occhi elettronici con sistema di rilevazione automatica di targa ai varchi della città e l'installazione del resto delle telecamere capillarmente sul territorio comunale, sia in centro che nelle frazioni, con contestuale realizzazione di una sala di controllo dedicata negli spazi del comando della Polizia Municipale. Per il trasporto del segnale verrà estesa la rete di fibra ottica esistente, che potrà essere utilizzata anche per altri servizi comunali, e saranno realizzati ponti Wi-Fi. Un'ulteriore decina di telecamere verrà installata in corrispondenza della rotonda che sarà realizzata in via Moggia, in attesa delle ultime autorizzazioni necessarie. Una volta terminate le procedure relative all'accreditamento del finanziamento, potranno essere avviati i lavori che avranno una durata di circa 2 mesi. Nel frattempo, il progetto sarà inviato al garante della privacy per le autorizzazioni relative alla gestione delle immagini, che potranno essere visionate esclusivamente dalla Polizia Municipale e dalle forze dell'ordine. Il progetto beneficia di un finanziamento di 205.000 euro, a cui vanno ad aggiungersi 35.000 euro di fondi comunali. I fondi statali sono messi a disposizione dal Ministero dell'Interno nell'ambito del programma per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni di criminalità diffusa. Lavagna è stata ammessa ai finanziamenti grazie ad un incremento complessivo del fondo statale di 30 milioni di euro per il 2019. La Prefettura ieri ha comunicato all'ente che è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle richieste presentate dai comuni a seguito della sottoscrizione del patto per l'attuazione della sicurezza urbana avvenuto la scorsa estate fra il prefetto di Genova e i rappresentanti della Commissione straordinaria di Lavagna. Tempo di consigli comunali, abbiamo visto diversi servizi nel corso di questa edizione del TG Guardando la Settimana. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello del comune di Rapallo, che ha approvato alcune variazioni di bilancio. Faremo il punto e parleremo dell'encomio che il Consorzio Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco, ha ricevuto a Roma direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, premiato l'impegno per la promozione dell'entroterra. Vediamo i servizi.
In poco meno di 2 ore si è concluso il Consiglio Comunale di Rapallo, convocato per approvare la surroga di un consigliere ed alcune variazioni di bilancio. Un tempo quasi record per la seduta, aperta con 1 minuto di silenzio in ricordo di Mario Fracchia, apprezzato ingegnere capo in Comune a Rapallo prima, in Regione poi, già assessore sia nella Giunta rapallese sia a Santa Margherita Ligure. Una vita dedicata all'istituzione, ha ricordato il presidente mentore Campodonico, sottolineando la grande levatura umana e professionale dello scomparso. Assenti alla riunione i consiglieri Tassara e Solari per la minoranza, Candido e Baudino tra le file della maggioranza. L'Assemblea ha provveduto alla surroga del consigliere dimissionario Armando Ezio Capuro con la consigliera Maria Dina De Mattei, che siederà tra gli scranni del PD accanto a Mauro Mele. 3 le pratiche analizzate dal parlamentino, illustrate dall'assessore Alessandra Ferrara. Con i voti della maggioranza del consigliere Costa e l'astensione dei 2 consiglieri del PD si è provveduto ad approvare alcune variazioni tecniche del bilancio di previsione 2019-2021. Quella più significativa riguarda una maggiore entrata in conto capitale pari a 708.592 euro, corrispondenti a 2 diversi trasferimenti della Regione, uno di 208.592 euro e uno di 500.000 euro quale contributo spese per i danni della mareggiata. Una seconda voce riguarda un'entrata extratributaria di 600.000 euro derivante da un acconto previsto come rimborso assicurativo sempre per gli eventi meteo-marini di fine ottobre. Complessivamente quindi entreranno nelle casse comunali 1.311.592 euro reimpiegati per interventi sul territorio. Nel dettaglio l'assessore Arduino Maini ha illustrato come sarà ripartito l'investimento di 708.000 euro. 200.000 saranno destinati ai bagni Porticciolo, 50.000 per la pulizia e ripascimento della scogliera dinanzi al castello sul mare, 250.000 per la sistemazione dell'accesso al castello e del cordolo del lungomare Vittorio Veneto, 35.000 per la piscina, 175.000 per il ripristino del lungomare dell'approdo a San Michele di Pagana, pronto entro Pasqua. In conclusione di seduta è stata analizzata una proposta del consigliere Mauro Mele relativa alla possibilità di elargire agevolazioni a favore delle attività danneggiate dalla mareggiata e dai ritardi dei cantieri sul lungomare. Dopo una pausa di riflessione, la proposta è stata ritenuta al momento non attuabile. Per la sua capacità di fare rete tra gli enti territoriali, i 5 comuni dell'entroterra del Levante, il Parco dell'Aveto e un'ottantina di soggetti privati per promuovere un territorio accogliente e condividere con il turista e con chi ci vive lo spirito autentico dei luoghi e dell'esperienza di essere comunità. Con questa motivazione è stato consegnato al Consorzio Ospitalità Diffusa, una montagna di accoglienza nel parco, il Premio Nazionale del Paesaggio, istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il progetto presentato dal Consorzio è rientrato nei 13 che sono stati scelti tra i 130 che hanno ricevuto la candidatura al premio. A Roma si è svolta la consegna. La motivazione della nostra premiazione è stato proprio il fatto di aver colto il fatto di essere una rete di persone, di privati ma anche di pubblico, per cui il fatto di aver messo insieme i 5 comuni, un parco dell'Aveto e le strutture dell'accoglienza per difendere e per far conoscere il nostro paesaggio hanno colto proprio questo come cosa importantissima e interessantissima. Per cui c'è tutto un grande lavoro del nostro entroterra che sta cercando di farlo conoscere nel mondo, ed è stata una cosa molto positiva che a Roma abbiano riconosciuto noi piccoli con un progetto fatto a 6 mani, praticamente fatto da noi, cioè nel senso ce lo siamo fatti in casa e siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato secondo me. Intanto tutte le strutture aderenti al consorzio si stanno preparando ad accogliere al meglio i turisti che decideranno di passare alcuni giorni nel territorio dell'entroterra del Tigullio. In attesa dell'apertura del nuovo punto di accoglienza a Mezzanego, la rete di ospitalità punta sull'offerta dei sentieri, sull'ospitalità e la gastronomia a chilometro zero. I rifugi del Parco dell'Aveto e i nostri soci saranno naturalmente aperti per il periodo pasquale e offriranno anche loro la loro ospitalità, ma non solo, offriranno tutta una serie di attività che potranno essere svolte sul nostro territorio. Naturalmente per Pasqua saranno attivi, tutti quelli che sono le strutture ricettive saranno naturalmente tutte aperti, come anche naturalmente la ristorazione, e i sentieri saranno pronti per essere attraversati sia a piedi che in bicicletta. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. La linea adesso al nostro approfondimento. Questa settimana è dedicato alla vicenda del Giannelli di Chiavari. L'Istituto ha deciso la chiusura delle scuole elementari e medie per la non possibilità di mantenere questo servizio. Si stanno cercando soluzioni per rilanciare invece la scuola dell'infanzia e il liceo sportivo. Facciamo
il punto nel prossimo servizio, al termine del quale si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana. L'appuntamento torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Quali sono le cause dell'attuale situazione in cui si trova l'Istituto Gianelli di Chiavari? Fondamentalmente 2. La prima è una grossa denatalità che è presente su tutto il territorio, ma direi presente in tutta Italia, che ora si nota moltissimo in maniera evidente sulla scuola primaria, più avanti si noterà anche nei licei. La seconda causa è che noi abbiamo fatto un'offerta formativa molto valida come quella del bilinguismo. Questa offerta formativa probabilmente non è stata recepita bene, per cui i nostri iscritti sono scesi. Noi fortissimamente contavamo di rialzare le nostre utenti, le nostre classi, e invece non siamo arrivati al numero minimo indispensabile per una sopravvivenza di una scuola paritaria di avere 20 bambini per classe. Ci sono delle ottime offerte formative in zona, ci sono delle ottime scuole paritarie, c'è un'ottima scuola pubblica che dà un'offerta formativa altrettanto valida. Ora le suore hanno colmato i buchi economici che ci sono stati e le ringraziamo, perché io dico sempre e lo continuo a ripetere, bisogna fare un monumento a queste suore gianelline, perché sono sempre state veramente molto, lo dico 3 volte, molto generose. Le scuole paritarie ricevono contributi da parte dello Stato? Assolutamente no. Il costo, dicevo, di un ragazzo di una scuola elementare e una scuola media è di 10.000 all'anno, che paghiamo con le nostre tasse, no? Tutti quanti. Una scuola paritaria arriva a stare in piedi a malapena se e solo se si pagano 4.500. Le nostre rete sono meno della metà, quindi capite bene che la matematica non è un'opzione. Come state lavorando per accompagnare le famiglie? Allora, ci siamo mossi relativamente in fretta, perché abbiamo chiesto alle scuole pubbliche statali e alle scuole paritarie presenti in zona di poter accogliere tutte le famiglie. Discorso diverso per il liceo scientifico sportivo. Come state lavorando per questo proprio settore della vostra offerta formativa? Essendo l'unico presente in zona c'è una difficoltà maggiore per risolvere il tema. Questa difficoltà maggiore, stiamo studiando delle alternative proprio per poter rilanciare una soluzione. Ci stiamo lavorando, stiamo studiando, confido nel giro di una settimana di provare a fare delle proposte concrete.